Nel 2020 il fatturato dell'export veneto verso la Cina ha registrato una flessione del meno 7,96%, cioè in ripresa rispetto al 12,3% del 2019. Segno positivo per le province di Venezia più 28,07% e Rovigo più 56,06%, rispettivamente con oltre 100 milioni di euro e quasi 28 milioni e mezzo di euro in valore. Siglato in queste ore un nuovo accordo tra gli industriali del territorio e la Fondazione Italia-Cina al fine di rafforzare nuove opportunità di rilancio, specie per le piccole e medie imprese. Ripresa che passa dal mare e dal nostro porto. Un accordo che vede l'asse di Marghera e di Porto Marghera e del porto, non dimentichiamoci che si chiama Porto Marghera, come un asset straordinario e fondamentale, un accordo commerciale con un paese emergente che è un grande consumatore e che comunque dal punto di vista industriale sarà anche un grande concorrente, questo ce lo dobbiamo dire. Macchinari, prodotti tessili, abbigliamento, calzature, pelli e metalli di base, i settori trainanti in Veneto. In crescita nell'ultimo anno l'export di metalli di base e articoli in metallo, di legno, carta e stampa, di computer, apparecchi elettrici ed elettronici e di prodotti chimici. In questo scenario l'accordo per la promozione bilaterale delle relazioni tra Venezia e la Cina mira a facilitare l'avvio di partnership industriali tra i due paesi. Un network di 400 associati, che sono italiani e cinesi, e di circa 8.000 rapporti. E li mettiamo a disposizione dell'istituzione, quindi Confindustria Venezia, e del loro insieme di aziende